Allora, anch'io ringrazio per questo invito che ci dà la possibilità non solo di vederci, ma anche di discutere e continuare a confrontarci di questo progetto che secondo me ha mosso veramente molte potenzialità inattese per alcuni aspetti, grazie sempre al Vulcano di Francesco. Allora io sono Fara Polato, buongiorno a tutte e a tutti, insieme al mio collega Nicola Orio, che come si diceva prima non è potuto essere presente, ho coordinato questo laboratorio presso l'Università di Padova, in particolare in riferimento a 2 corsi di laurea, il corso di laurea ad AMS, la magistrale di spettacolo, e il corso di laurea in promozione e gestione del turismo culturale. Peraltro, anche se volete poi possiamo soffermarci su questo, questa combinata è interessante perché spiega, no, quali potenzialità anche prospetta un progetto come questo. In realtà con Francesco avevamo cominciato a parlare molto prima intanto della piattaforma Locate Your Sound e quello che a me affascinava molto del progetto di Francesco era da un lato l'attenzione che viene evidentemente dalla sua professionalità alla dimensione tecnica professionale del suono, l'indagine del panorama esistente, quindi una necessità professionale di creare questa banca dati, dall'altra però tutto l'orizzonte della memoria entro cui molto forte, molto sentito da Francesco, che per certi aspetti è un talebano del suono, molto sentito, e che mi sembrava veramente continuare tra l'altro una linea di scuola, insomma, che chiaramente fa riferimento anche a Olmi, che vogliamo ricordare, e che è molto importante. E questo dava complessità all'ideazione di questa piattaforma, ma di questo parlerà poi Francesco, che prevede infatti non solo il caricamento di suoni secondo determinate specifiche, ma anche tutto un apparato descrittivo sia testuale sia visivo. Per quel che riguarda la mia componente, io insegno cinema a Padova e coordino insieme ad altre colleghe e colleghi come appunto Giulia Lavarone e Laura Cesaro una linea di ricerca su cinema e territorio. In passato, insieme anche a Nicola Orio, che è informatico umanistico, avevamo lavorato a un progetto di cineturismo e di banche dati e in quell'occasione abbiamo visto confermato quello che già sapevamo, ma a volte si sanno le cose, ma poi quando si toccano con mano è diverso. Cioè che la cultura del suono, malgrado, insomma, come dire, nel mio campo registi abbiano sempre dato importanza alla dimensione sonora, grandissimi direttori del suono. Io ho lavorato molto su un regista che si chiama Andrea Delvaux, che aveva come direttore del suono Bonfanti, no? Però poi la cultura diffusa e quindi anche la sensibilità è molto bassa, non solo, ma anche a livello di apparato, diciamo, tecnico-descrittivo. Quando io insieme ai colleghi siamo andati a compilare queste schedature di cineturismo, ci siamo resi conto che a fronte di un vocabolario molto esteso, molto anche acquisito rispetto alla dimensione visiva, scusate, la dimensione sonora, cioè mancava proprio la terra sotto i piedi per alcuni aspetti. In Italia o in generale, secondo te? Adesso in generale faccio fatica a risponderti, mi verrebbe da dire in generale. Come sensibilità diffusa, sto dicendo, chiaramente. In Italia in particolare. Devo dire che negli ultimi anni a livello accademico interdisciplinare c'è stata una grande attenzione, infatti uno dei progetti che poi non siamo riusciti a portare a termine io e Francesco era la partecipazione 2 anni fa a un convegno sui media landscape con un focus sul sonoro e in vari ambiti disciplinari che possono andare dall'attenzione per i videoclip molto forte in questo momento, ma anche proprio alla dimensione sonora. A Padova, peraltro, c'è tutta una linea di geografi che stanno lavorando proprio sul paesaggio sonoro, con un'attività che in questo momento è concentrata molto sul delta. Quindi
il momento è un momento giusto perché stanno affiorando sensibilità e anche consapevolezza di questa mancanza e quindi c'è tutto da costruire, volendo. In questo senso anche, come diceva prima Massimiliano, l'attenzione che nei nostri incontri è andata dall'esperienza che stavamo gestendo alle prospettive. È stato evidentemente anche una risorsa molto importante nel momento del Covid, in cui ci siamo trovati a dover ristrutturare la dimensione della didattica e l'offerta formativa. La partecipazione da parte degli studenti è stata molto alta. Francesco ha partecipato con noi all'avvio di questo laboratorio ed ha costantemente monitorato i caricamenti, le difficoltà, i dubbi degli studenti, insieme a Nicola che, come dicevo, ha un profilo di informatico con una specializzazione sul sonoro, e quello che posso dire è che effettivamente i materiali caricati hanno mostrato come questa sensibilità non solo si sia trasformata nell'acquisizione anche tecnica e quindi abbia, per quanto limitatamente all'esperienza fatta, un risvolto di tipo professionalizzante. Si sono resi conto delle necessità, della puntualità, della registrazione, della descrizione e via dicendo, ma ha messo in luce tutto il potenziale narrativo, no? Noi siamo DAMS, Magistrale Spettacolo e Turismo, del suono. Tanto è vero che alcuni, gli studenti dovevano caricare un certo numero di suoni registrati dalla propria finestra o comunque in una situazione compatibile evidentemente con le restrizioni della pandemia, e poi farsi inviare dall'Italia tramite la rete di amici altre registrazioni. Quindi c'è un paesaggio della Padovano o comunque sì, Veneto molto forte, degli studenti un IPD perché alcuni sono anche di fuori regione, ma poi si allarga al paesaggio italiano, e alcune hanno poi deciso di strutturare questi percorsi sonori proprio come delle narrazioni. In alcuni casi scegliendo di scandire la giornata, per esempio, oppure concentrandosi più sulla ricorsività, cioè quel giorno a quell'ora. Qual è il paesaggio? È un paesaggio che si ripete o è un paesaggio in movimento? E poi evidentemente la necessità di inserire una dimensione testuale ha permesso una riflessione che ha sicuramente fatto maturare una sensibilità al riguardo. Io al momento direi che ti faccio una domanda. Sì. Quali sono state le zone più registrate, tra virgolette, e quali Sì, fantastico, perché sì. Con Francesco, in realtà con Nicola, ma poi me l'ha detto, avevano predisposto una mappatura, una visualizzazione. Certo. Ah, ok, perfetto. Se ci sono state sorprese, diciamo così, in questa raccolta di suoni del lockdown, quindi un'Italia che ha un suono totalmente diverso? La prima sorpresa è che quello che veniva percepito come silenzio non era tale, quindi un silenzio sonoro, un silenzio parlante mi verrebbe da dire.